Un terzo dei manifestanti veneti al Brennero arrivava dalla provincia di Vicenza. A tutela del cibo made in Italy, la Coldiretti si è mobilitata presidiando uno dei confini dai quali entrano in Italia prodotti che sono stati definiti inganni per i consumatori, come ha detto il presidente Zaia, prodotti che creano danni alle nostre aziende con una massa enorme di falso made in Italy. Siamo qui per tutelare prima di tutto le nostre aziende, ma per chiedere fortemente l'etichettatura chiara e mettere il consumatore nelle condizioni di sapere perfettamente cosa mangia. La battaglia di coltivatori e allevatori è per imporre una tracciabilità che renda chiara ai consumatori la provenienza di ciò che acquistano. Non è facile, ma combattere una concorrenza sleale che sta mettendo in crisi tante aziende in un periodo già difficile viene reputato uno dei cardini su cui basare qualsiasi politica di rilancio della nostra economia agroalimentare. Con la collaborazione della Guardia di Finanza, della Polizia e della Forestale aprono i tir per cui possiamo vedere quanti prodotti entrano, dai fiori alla carne, ai formaggi, ai prosciutti. Abbiamo trovato anche delle cosce di prosciutto non marchiate che entrano e di conseguenza nel momento in cui sono entrate poi sono anonime però passano per italiane.